ogni paese ha la sua tradizione dal mattino. Vi permettete di ricordare che mi piace, l'ho scritto anche qua, vi piace la tradizione che ha la Paluzza. La Paluzza, il MAC non è fatto di fiori, robe così barbari, ma di 3 rami che hanno un significato. È il ramo del Sambuco, Saù, popolare, dopo il Dogla e dopo il Guardi, 3 rami di alberi nostri che ci richiamano a 3 momenti della nostra vita. Allora, il Sambuco, Saù, allora, il Saù ci richiama alla nostra salute e chiediamo al Signore con questa benedizione che doni buona salute ai nostri corpi ma anche alle nostre anime. Questo. Poi dicevo il Nogla, no? Vedete che il Nogla non è una pianta unica messa là così, no? Come può essere un fauno o un tei, no? Ma sono tante piante messe insieme. Allora noi prendiamo, benedicendo il ramo del Nogla, la famiglia, perché la famiglia non è uno sola, ma ci sono genitori, ci sono figli, ci sono nipoti, ecco, messi insieme. Allora benedicendo quel ramo chiediamo al Signore che benedica la nostra famiglia. Il guardo, che sarebbe il frassino, un legno duro, Signore, rendici forti e duri contro le avversità e le difficoltà della vita. Questa era la richiesta che almeno i partigiani facevano. A Cleo sembrava un altro modo di pensare. Ma comunque che sia quel che sia, noi chiediamo la benedizione per l'intercessione di San Giovanni. Per l'intercessione di San Giovanni Battista, la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su questi fiori e su questi rami, rimanga per sempre. Amen. Amen. La messa è finita, andate in pace. Siamo a Placis, una borgata di Cleulis di Paluzza, provincia di Udine. Siamo di fronte alla cappella di Placis che è intitolata Gesù nell'orto. Perché Gesù nell'orto? Perché qua all'epoca, che era l'unica parte di questa borgata poggiata su un piano, venivano coltivati appunto negli orti. C'erano parecchi orti dove si coltivavano le patate, i cappucci, cioè i fagioli, tutte le cose che potevano crescere a 900 metri naturalmente. La cappella, come dicevo, è dedicata a Gesù nell'orto ed è il fulcro di questa borgata. C'è ancora alle sue spalle, cioè davanti a me, questo tiglio che ha più di 200 anni. Il tiglio perché nel tiglio, che è un albero sacro per i Celti,
venivano fatte le vicinie. Cosa erano le vicinie? Si radunavano sotto quel tiglio tutti i capifamiglia per decidere e per regolamentare la vita sociale della borgata del paese. Dunque qui era tipo un consiglio comunale dell'epoca. La borgata è stata fondata dopo un incendio devastante di Cleulis, dopo che una ragazza è andata su in soffitta con una candela, sopra c'erano ad essiccare delle pannocchie, che all'epoca c'erano ancora i campi qua di pannocchie, di frumento, e purtroppo prese fuoco questa soffitta. Nel frattempo si era levato anche un forte vento, e questo vento fece passare di tetto in tetto. Tenete presente che non c'erano i tetti di lamiera come sono oggi, c'erano tutti i tetti in scandole, cioè in legno. E questo incendio mise proprio a soqquadro tutta la borgata di Cleulis, incenerì tutta Cleulis. Per questo la dedicazione anche di questa borgata è a San Floriano, che lo vedete qua su, protettore degli incendi. Infatti il detto è San Floriano col mastello in mano, cioè colui che spegneva gli incendi. Se entriamo nella cappellina vi faccio vedere due opere interessanti. Siamo all'interno della chiesa, come vi dicevo poc'anzi, di Gesù nell'orto, che è raffigurato, inginocchiato, e l'angelo consolatore che viene a consolare Gesù. Se vi ricordate, Gesù sudava sangue perché sapeva già cosa andava incontro. Gli apostoli dormivano, lui si staccò, come dice il Vangelo, con un tiro di sasso, dunque non molto distante, si trovava negli orto degli ulivi, iniziò a sudare sangue e disse: Padre, se vuoi allontana questo calice, ma la tua volontà sia fatta, non la mia. A quel punto il Padre manda l'angelo consolatore, che è raffigurato qua, per consolare Gesù per ciò che andava a subire. Alla mia sinistra abbiamo il vecchio Santo Osvaldo, patrono di Cleulis. Questo è il primo Santo Osvaldo che avevamo in chiesa, adesso ne abbiamo uno nuovo tra virgolette perché è del 23. Questo qua è molto più antico, si parla della fine del 800 e ha una caratteristica che per quelli di Cleulis, i miei compaesani dell'epoca, erano un po' anche spaventati di questo Santo Osvaldo, perché è una statua dove si vedono i denti, era quasi che digrigna i denti, allora avevano quasi timore ad avvicinarsi a questo Santo Osvaldo che è ligneo, mentre alla mia destra, proprio quest'anno compie 100 anni la Madonna della Salute che avevamo nella chiesa di là ed è stata portata qua ed è inaugurata, come leggiamo qua, il 5 ottobre 1926, dunque compie 100 anni quest'anno. E la chiesetta è tutta dipinta, diciamo, affrescata anche con questi motivi, e sul soffitto c'è l'anagramma di Gesù Cristo, nostro Salvatore, come vedete sia qua sia qua. Il restauro esterno è stato effettuato nel 98 grazie a una donazione di un nostro compaesano che vive negli Stati Uniti d'America ed ha elargito parecchi soldi per rinfossare tutta la chiesa, perché c'era un'umidità di risalita, e per aggiustarla attorno, nel senso che era tutta degradata. Adesso attendiamo
il restauro interno, perché noi vogliamo fare qua un restauro conservativo, cioè tenere questi bei dipinti, però bisogna un po' aggiustarli e un po' anche restaurarli, perché come vedete le crepe sono evidenti. Ecco, tutto qua per questa chiesetta che si trova nella borgata di Placis. Un piccolo aneddoto: sabato 20 giugno sono convolato a nozze qua con mia moglie Luisa Ermina, e a celebrare il mio matrimonio è stato il carissimo Don Tarcisio, parroco di Paluzza, nonché anche di Timau e di Cleuris. Grazie a tutti e spero di vedervi a Cleuris. Per cui finiamo dicendo: viva gli sposi, Grazie, mandi dalla Carnia. Oh.